Mister, una faticaccia, ma poi alla fine una gran vittoria. Un suo commento sulla partita e le emozioni dopo questa finale di campionato con gli occhi avanti al finale della stagione. Sì, visto che abbiamo passato il turno, l'importante è adesso guardare avanti, che è la cosa migliore. Le emozioni sono tante. La partita si è vista difficile perché questa è già la quarta volta che le incontriamo. È una squadra che hai visto come gioca, loro palla lunga, molto aggressive, vanno su tutte le palle, non è una squadra facile da giocarci contro, però penso che abbiamo tenuto bene, nonostante anche i nostri problemi, chiaramente, però abbiamo saputo tenere, abbiamo avuto qualche cosa in più anche di poter raddoppiare, va bene, io sono contentissimo. Sì, anche perché dopo inizio ripresa la partita era un po' bloccata, è stata veramente difficile poi sbloccarla grazie ai gol di Pasini. Alla fine un coro anche su di lei, mister, da parte delle ragazze. Eh, fa piacere, fa piacere dai. Bene, cosa augura adesso la squadra? Come si preparerà il Verona per le nazionali? Adesso hanno capito cosa vuol dire fare il salto di qualità, perché questo è stato un piccolo salto, adesso troveremo un salto vero di qualità e lì devono dimostrare la serietà, la capacità, mentalmente essere a posto, è la cosa soprattutto che devono capire quanto è il salto delle squadre che andremo a ricevere adesso. Aurora, tu hai il problema di essere stata la prima a uscire dalla doccia nella grande festa e hai anche il problema di essere entrata dopo un lungo infortunio e aver fatto una grande prestazione difensiva, l'attenzione, tutto quanto. Sì, ho dato quello che potevo, come ognuna di noi ha fatto, e è stato riappagato questa prestazione con un bel risultato. Grande festa giù, quali sono le emozioni? Emozioni sicuramente gioia, soddisfazione, però la testa va comunque a quello che è la parte che ci aspetta del campionato, che è quella più importante. Speriamo di fare veramente bene. Cosa nella fattispecie aspetta il Verona e quanto ci crede questa squadra? Aspetta squadre importanti che sanno il fatto loro e ci aspettiamo di fare bene, di dare quello che possiamo e di dimostrare agli altri, a tutta Italia, cosa e chi siamo. Dal punto di vista personale, magari sei entrata un po' tremando, forse, non so, dopo questo lungo periodo di stop, però poi come ti sei sentita quando hai visto che la partita era finita e avevate vinto? Beh sì, subito agitazione, certo tremavano le gambe, lo stomaco che faceva quello che voleva, però poi ho visto come era la sua squadra, ho provato anch'io a dare il mio e alla fine è andato tutto bene.